Il malessere fa parte della nostra vita e quindi è anche importante trasmettere il messaggio che è giusto cogliere il malessere e poterlo trattare prima che diventi patologia. Prevenire prima di curare, chiedere aiuto a chi possa prenderci per mano e aiutarci a trovare la strada. Nel primo anno di sperimentazione del servizio psicologo in comune attivato a Treviso sono state seguite 70 persone, un successo che ha convinto la squadra, servizi sociali, ULS, Ordine degli Psicologi, Centro per la Famiglia e Consultorio UCIPE, ma ad estendere il progetto a tutti e 37 i comuni dell'ex ULS 9. Il dato davvero importante per noi è che abbiamo risolto la maggior parte dei casi, quindi non c'è stato un maggiore accesso ai servizi specialistici, ma siamo riusciti invece ad aiutare le persone accompagnandole fuori dal loro momento di crisi, di sfiducia, di ansia. Ansia, depressione, solitudine, le condizioni di malessere per le quali la maggior parte delle persone hanno contattato il servizio. Ansia rispetto alla perdita del lavoro, alla paura del contrarre il virus del Covid all'inizio del progetto, queste sono state le richieste. Poi si sono trasformate, nel senso che arrivavano casi di persone che magari accusavano delle fatiche più sul versante relazionale, quindi problemi tra genitori e figli, problemi legati alla presa in carico di anziani da seguire. Il numero da chiamare è il 348 79 14 224. Sarà attivato dal 1 di marzo, il martedì dalle 15 alle 18, il giovedì dalle 10 alle 13. Ne saranno messi a conoscenza anche i medici di base ed ogni comune partirà con la sua campagna informativa per diffondere la notizia il più possibile. Collegati alla conferenza stampa di presentazione del progetto finanziato per tutto il 2022, i comuni, la regione con la consigliera Sonia Brescaccin e la direttrice del servizio Inoltre Emilia Laugelli, il direttore dei servizi sociali Roberto Rigoli. Una sfida partita con speranza in piena pandemia che ha portato risultati insperati, creando così una rete sul territorio forte ed efficiente. Il territorio si è messo in ascolto della persona, ha detto soddisfatto il sindaco Mario Conte. Nessuno di noi, ha ribadito, può ritenersi escluso dall'aver bisogno di un servizio come questo.